Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo tutti su tuo stesso giro, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Avevo sempre la puzza sotto naso, facciamo a gara a chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Buona domenica carissimi amici, siamo nel tempo più bello dell'anno, sia dal punto di vista della natura e sia dal punto di vista del nostro cammino di fede. Siamo nel tempo pasquale e speriamo ardentemente di poterci rinnovare veramente nella fede, nella speranza, nella carità. Ecco, e cosa ci aiuta di più? Ecco, certamente la fedeltà alla preghiera personale, familiare, comunitaria, quindi è un grande aiuto. La pratica dei sacramenti, la partecipazione all'Eucaristia domenicale, la confessione ogni tanto, 2 o 3 mesi, ma fatta bene, veramente col cuore, sono le condizioni indispensabili, ma quello che ci aiuta di più a rinnovarci nella fede è la testimonianza di qualcuno tra di noi che ci fa sentire la potenza dello Spirito. Ecco, e in questi giorni noi abbiamo avuto una grande testimonianza, la testimonianza di Antonietta Gargiulo, la moglie di quel nostro fratello, il carabiniere, che ha cercato di ammazzare sia lei che le 2 figliolette. Ecco, con le 2 figliolette, prima di togliersi lui la vita, con le 2 figliolette ci è riuscito perché sono in cielo, ma Antonietta è stata in coma un po' di giorni, ma poi è uscita dal coma e adesso ci sta dando questa testimonianza. Sottolineo che Antonietta fa parte di una comunità che si chiama proprio, guarda caso, la comunità di Gesù risorto. Ecco, perché, amici miei, quante volte me lo sentite dire, se i morti non risorgono, se queste 2 bambine ammazzate dal papà non sono risorte, vuol dire che Gesù Cristo non è risorto, e se Gesù Cristo non è risorto, ma la nostra fede a che serve? A fare qualche sceneggiata? Ora siamo nel periodo delle prime comunioni, poi le cresime, matrimoni, ma la maggior parte, parliamoci chiaro, sono finzioni, non è che si fanno con fede. Ecco, meno male che ci sono queste testimonianze. Sentite le parole di Antonietta, proprio dalla sua voce, e sono scritte, non ve le perdete. Dolce avvocata tu sei. Ciao a tutti cari fratelli, sono Antonietta Gargiulo e oggi voglio ringraziare ognuno di voi per le preghiere e per l'amore. La mia vita oggi qui è un miracolo e ringrazio Dio ogni istante. Il vero miracolo ancora è l'amore che ha circondato me e soprattutto le mie bambine. Il vero miracolo è che l'odio, il male e il rancore non hanno vinto nei nostri cuori, ma regna un senso di pace, di pietà e misericordia. Regna l'amore che si sta stendendo a cerchi concentrici come da una goccia e sta arrivando lontano. La parola di Dio ha vinto sulla morte e io lo posso testimoniare. Un grazie senza fine va alla mia famiglia e a tutti voi, perché in ogni cellula del mio corpo sento la vita che è rinata da tutte le preghiere per me. Il mio desiderio ora è venire al convegno, dove passa ancora amore e grazia senza fine. Per questo vi chiedo di continuare a pregare per me. Vorrei riabbracciarvi tutti lì. Spero ci siete tutti e numerosi, per poter condividere questo fiume di grazia del nostro 31esimo convegno
che non poteva avere un tema migliore per me. Io sono la luce del mondo. Gesù nostra luce ci benedica. A presto, vi voglio bene. Gesù nostra luce ci benedica. Gesù è morto inchiodato ad una croce, amici miei, ed è morto per amore a me, per amore a te, per amore a questo nostro fratello, anche il carabiniere che ha cercato di uccidere moglie e figli e poi si è suicidato. Gesù è morto perché il male c'è, amici miei. Come non continuare a pregare per Antonietta e per tanti nostri fratelli che vivono situazioni veramente limite, che non saranno certamente le nostre buone parole ad aiutarli a sostenerli, ma le preghiere che invocano l'amore, la misericordia di Dio. C'è questo senso di pace, di serenità, anche in situazioni così impressionantemente tragiche. Allora coraggio, amici miei, vedete la testimonianza, però come la accogliamo noi? Allora accogliamo il Vangelo di questa domenica, prima lo ascoltiamo e poi aiutati anche dalle immagini, poi ci riflettiamo. Allora Gesù non è un raccontino, non è una favoletta. Io fino a 26 anni pensavo che fosse una cosettina da nulla, perché le cose importanti nella vita sono altre. No, se Gesù è Dio veramente perdiamo tanto tempo, ma Lui è buono e ce lo fa perdere pure. Ma cerchiamo, aiutiamoci, no, a poter sperimentare un po' della sua misericordia e del suo amore qui sulla terra. Ascoltiamo. In quel tempo, i 2 discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli 11 e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi. Sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 3° giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Il perdono dei peccati, carissimi amici. Ecco, Gesù risorto, che avete sentito, mangia con i suoi amici da risorto e non è un fantasma. Il mangiare non cade a terra, perché Gesù è risorto nella carne, si poteva toccare. San Tommaso ha messo il dito nelle piaghe e la mano nel costato, ecco. Allora Gesù è risorto per perdonare i peccati, perché noi i peccati li subiamo, ecco. Le mamme peccano, i papà peccano, i mariti peccano e le mogli peccano, nonni, bisnonni, zii. Noi siamo peccati su peccati, perciò stiamo male, carissimi amici. Allora Dio ha mandato Gesù nel mondo per cancellare i peccati, per togliere i peccati,
per prendersi i nostri peccati. Se noi li nascondiamo, questi peccati, censuriamo la nostra umanità ferita, le nostre inquietudini, è logico che Gesù Cristo ne serva a niente. Se ne serve per ne va sta buona salute e per ne va sta tranquillo. Quello non è Gesù, quello è il diavolo che crea questa immagine benefica di Gesù. Gesù è venuto per ammazzare i peccati e ammazzare pure la morte, assumendole. Allora, sentite questi due interventi di Papa Francesco, che sono molti, sulla non censurare la propria umanità, i propri sentimenti, tirarli fuori. E tra di noi, nelle comunità cristiane, nelle famiglie cristiane, ecco, si può fare senza pagare un psicologo per te a sbommicare. Bisogna abituarsi a tirare fuori. Certo, farlo con le persone adeguate, come dice il Papa. Sentiamo questi due interventi che sono fondamentali, carissimi amici. Nella vita bisogna sempre avere due cose. Primo avere il coraggio di parlare sulle cose che vengono, ma non tutte le cose si possono parlare con tutti. Ci sono cose che fanno alla nostra identità più profonda, ma cerchi qualcuno che ti dia fiducia. Poi no? Può essere un anziano saggio, un giovane saggio. La saggezza anche l'hanno i giovani, Pensa a Salomone, no? I giovani hanno la saggezza, alcuni giovani. Ma cerca un saggio. Saggio è quello che non si spaventa di nulla, che sa ascoltare e che ha il dono del Signore per dire la parola giusta al momento giusto. E lascia che Lui sia interpellato dalla tua inquietudine e lasciate interpellare da Lui, il dialogo, no? Lasciare venire fuori i sentimenti, non anestetizzarli, non diminuirli. Cercare qualcuno che mi dia fiducia per parlarne e fare il discernimento. È chiaro, amici miei, Giovanni Paolo II diceva l'uomo che vuole comprendere se stesso, perché l'uomo, chi ne ci capisce anche una cosa, chi riesce a capire il senso della vita? Nessuno, amici. L'uomo che vuole comprendere, che desidera piano piano comprendere, deve, con la sua inquietudine, con la sua incertezza, con la sua debolezza, con la sua vita e morte, avvicinarsi a Cristo. Ecco, perché Cristo è la risposta di Dio, ma non una risposta a parole, ma una risposta di compagnia. Un bambino senza i genitori si sente perso, un bambino con i genitori affronta anche le sfide più pericolose, ci viene il coraggio perché ce lo dà la mamma e il papà. Se non si fa presenza a Dio, ecco, è inutile. Allora bisogna cercare. Ecco, tante volte noi rimaniamo delusi, ci sono persone anziane che sono sagge, brave, ma ci sono pure anziani che hanno impostato la loro vita malamente sulle cose di questa terra e che non sono saggi per niente. Ci può essere un giovane che è saggio, tu te ne puoi accorgere, ognuno di noi se ne accorge, il problema è quel rischio di prenderci, quel poco di coraggio che lo dobbiamo tirare fuori noi, ognuno di noi, non censurare, ecco, la inquietudine, non avere paura dell'inquietudine, non ricorrere subito agli anestetici, alle pillole, all'alcol, alle canne, no, avere qualcuno con cui dialogare, una persona che ti sa capire. Sentiamo Papa Francesco. Tutti noi abbiamo bisogno del discernimento. Per questo nel titolo del sinodo c'è la parola, no? E quando c'è questo vuoto, questa inquietudine, ma discernere. E dobbiamo dire che in questo punto tante comunità ecclesiali non sanno farlo, o gli manca la capacità di discernimento. Uno dei problemi che noi abbiamo. Non è spaventarsi. Mi viene questa inquietudine, alcune inquietudini, ma tante volte moralmente respinte,
ma non spaventarti. Prendila, accompagna, aiuta a discernere. Discernere, accompagnare, ascoltare e cercare che la persona tiri fuori tutto e lui stesso cerchi di trovare la strada. Io devo ringraziare Dio continuamente per l'incontro che 35 anni fa ho fatto. Ecco, ho incontrato veramente Gesù, ma non direttamente Lui, attraverso degli altri uomini, specialmente uno che quando ho incominciato a sentire parlare ti vibra l'essere, ecco, Don Giussani. Pochi giorni fa c'è stato un servizio sulla Rai Storia. Ecco, Don Giussani era un uomo vero, un uomo autentico, non un uomo di cerimonie. Uno che ti dice, guarda che devi deciderti ad essere uomo, ecco, e decidere di essere uomo non è una cosa scontata o facile, è semplice, ma è un atto di coraggio che bisogna fare. Decidere di essere uomini significa sapere e volere non dimenticare nulla della propria umanità, di se stessi, di ciò che c'è dentro di noi, di tante cose che non sono andate come noi avremmo voluto. Bisogna tirarle fuori, amici miei, perché sennò quando si incontra Gesù non si capisce chi è e a che serve. Io se non avessi avuto questa domanda, ma che senso ha questa mia vita? Giorni vuoti senza senso, altri più o meno così, grosse crisi esistenziali e poi grandi inibizioni, ti senti basso, non vai bene a scuola, non sei figlio di papà, non riesci a fare tante cose e ti senti rattrappito, però dentro di te scalpita una forza strana, che è la forza che ci ha messo Dio e che ce l'abbiamo tutti, ricchi e poveri, sani, malati, bielli e brutti, tutti abbiamo questo desiderio di Dio, questa inquietudine, perché è Dio che ce l'ha messa. Allora non dobbiamo censurarla. Ecco, e dobbiamo cercare di discernere. Ecco, nessuna decisione può essere presa nella vita se non c'è questa decisione. E prendere questa decisione non è facile. Ecco, non bisogna censurare, perché se censuriamo, stiamo zitto, che se certe cose non si dicono, dobbiamo fare sempre gli splendidi. No, la vita è come il tempo, ci sono le giornate luminose, ci sono le giornate buie, ci sono le giornate serene e le giornate agitate, c'è vento, c'è grandine, c'è pioggia, c'è neve, c'è tutto quello che c'è, amici miei, come ci sono le giornate bellissime. Ecco, e noi dobbiamo affrontarle e non siamo soli, perché Dio stesso ci vuole accompagnare questo nostro cammino. Ecco, allora sentiamoci l'omelia del Papa, che è uno scossone, l'omelia proprio dell'altro ieri. Cioè, primo, obbedienza; secondo, testimonianza, che dà tanto fastidio, e tutte le persecuzioni che sono da quel momento fino ad oggi. Pensate ai cristiani perseguitati in Africa, in Medio Oriente, ma ce ne sono più dei primi tempi. Oggi, in carcere, sgozzati, impicchiati per confessare Gesù. Testimonianza fino alla fine. E succede che tante volte i peccati, i compromessi, la paura ci fa dimenticare di questo primo incontro, dell'incontro che ci ha cambiato la vita. E sì, ci porta un ricordo, ma un ricordo inacquato, e ci fa diventare cristiani all'acqua delle rosse, inacquati, superficiali. Chiedere sempre la grazia allo Spirito Santo della concretezza. Gesù è passato nella mia vita, per il mio cuore, lo Spirito è entrato in me. Poi forse ho dimenticato, ma la grazia della memoria del primo incontro, chiediamola gli uni per gli altri,
ma quella gioia che viene dallo Spirito Santo, che dà lo Spirito Santo, la gioia dell'obbedienza pasquale, la gioia della testimonianza pasquale e la gioia della concretezza pasquale. Avremmo dovuto ascoltare adesso un passaggio della catechesi del Papa di mercoledì che non ascoltiamo, sul perché battezzare i bambini, magari lo vedremo domenica prossima, ma concentriamoci su queste cose che ha detto il Papa alla luce della seconda lettura di oggi, che è bellissima, che è dell'Apostolo prediletto di Gesù, l'Apostolo che ha appoggiato la testa sul petto di Gesù l'ultima sera che Gesù è stato con i suoi amici, l'ultima cena, dopo che ha lavato loro i piedi, dopo che Giuda è andato per tradirlo, dopo che ha provato quella sera, dopo avrebbe provato quell'angoscia tremenda. Ecco, è l'Apostolo che è riuscito, per grazia di Dio, a stare vicino a Gesù anche sotto la croce, insieme alla madre di Gesù. Allora è bellissima questa lettura di oggi che ci aiuta a concludere questo nostro momento. Lui dice: figliuoli, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Tutti quanti non vorremmo peccare, però poi, amici miei, ci ricadiamo, no? Ma se qualcuno ha peccato, e non stiamo a vedere se poco o tanto, anche se ha la sua importanza, però pecchiamo, veniamo meno alla nostra natura di figli di Dio, di simili a Dio, ecco, perdiamo la bellezza originaria. Ma se qualcuno ha peccato e diventa brutto, abbiamo un paraclito presso il Padre, cioè un consolatore, un intercessore presso il Padre. Chi è che intercede per noi? Gesù Cristo, il giusto, l'unico giusto. Non esistono giusti. Eppure Gesù stesso, come uomo, gli dava fastidio che lo chiamassero maestro buono, perché era buono veramente. Vi lascio immaginare, proviamo ad immaginare come fa un uomo a non essere buono quando ha una mamma come Maria di Nazareth che lo ha avuto come l'ha avuto. Come fa uno a non essere buono se ha un padre come Giuseppe che lo ha avuto come l'ha avuto? E come sono stati aiutati dalla grazia di Dio a tirarlo su. Come fa uno a non essere buono? Quando vediamo un bambino buono significa che alle spalle c'è qualcosa, come quando vediamo un bambino che non si comporta bene, e poverino, perché non si comporta bene? Allora abbiamo Gesù Cristo, il giusto, l'unico capace di dare a Dio quello che è di Dio tutto, e agli uomini, ai fratelli, quello che è dei fratelli. È Lui la vittima di espiazione. C'è qualcuno che paga al mio posto, amici miei, se non ci commuoviamo per questo. E non ha importanza se i miei peccati sono piccoli, diciamo, non sono molto grandi, non ha importanza, perché se è così non è merito mio. Avrei potuto nascere, crescere, svilupparmi in un altro ambiente. Lui è la vittima di espiazione per i nostri peccati, ma non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Domenica scorsa abbiamo celebrato la Domenica della Divina Misericordia, abbiamo concluso la novena che l'avevamo iniziato il Venerdì Santo. In questa novena chiediamo, in questa preghiera, la coroncina, chiediamo all'Eterno Padre che per la dolorosa passione del suo Figlio abbia misericordia di noi cristiani, praticanti specialmente, no? Di noi preti, di noi vescovi, no? Di noi addetti ai lavori, che tante volte diamo una cattiva testimonianza. Abbia misericordia di noi e del mondo intero, perché Gesù Cristo è morto per tutto il mondo. Da questo, guardate com'è semplice la riflessione, da questo sappiamo di averlo conosciuto, non se siamo stati battezzati, se abbiamo fatto la prima comunione, se abbiamo fatto la cresima o se ci siamo sposati in chiesa, oppure se diamo l'offerta alla parrocchia o se facciamo dire le messe dei morti, o se diamo l'offerta alla processione. No, amici miei, questo è molto relativo, molto relativo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto. Se osserviamo i suoi comandamenti,
non se paghiamo una tassa, se ripetiamo un discorso teologico a memoria. Chi dice lo conosco e non osserva i comandamenti è bugiardo, e in lui non c'è la verità. La verità è che siamo peccatori, siamo fragili, però abbiamo questo grande amico, questo intercessore, questo consolatore che è Gesù Cristo. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Capite? Allora, amici miei, se conosciamo l'amore di Gesù Cristo, allora diventiamo piano piano capaci di amare i nostri fratelli, capaci di vero amore. Se non lo conosciamo, ecco, non ci meravigliamo se non riusciamo e se vediamo tanti altri nostri fratelli che non ci riescono. Allora, coraggio. Ecco, cosa dobbiamo fare? Mendicare, pregare. Di pregare specialmente come ci ha insegnato Gesù, che è il Padre Eterno, non ci aiuti a non cadere nella tentazione, no, di perdere la fiducia in Lui, perché succedono cose brutte. Antonietta non ha perso la fiducia in Lui, anche se il marito ha ammazzato le 2 figlie e voleva ammazzare anche lei. E lei è viva, non ha perduto la fiducia in Dio. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, specialmente quando non ce ne accorgiamo. Liberaci tu, Padre. Allora, buona domenica, carissimi amici, arrivederci alla prossima, ma sempre a Dio piacente, se proprio aveste mancasse per mia. Ciao ciao, buona domenica. Siamo tutti su tuo stesso giro, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua. Camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda. E tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre la puzza sotto naso, facciamo a gara a chi nel nostro spirito. E ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.